Eccolo immortalato dalle telecamere dell'emporio cinese di Via Ghirada mentre dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso arraffa i soldi del fondo cassa. È lo stesso ladro che pochi minuti prima, a 300 metri di distanza, ha colpito da Tonino Pizza. Ormai è quasi una sfida tra guardie e ladri, perché mentre gli agenti arrivavano alla pizzeria di Viale Cacciatori, l'uomo con identiche modalità razziava l'altra bottega. Per casa, per soldi, forse quasi 200 euro. Perché alla notte l'1:15 prima della pizzeria, dopo seconda qua. Ed anche qui è la seconda volta negli ultimi mesi, una serie di furti e spaccate ai danni delle attività commerciali di Treviso senza precedenti, con un'emergenza che è arrivata anche in regione. Il sindaco Conte, anche come presidente ANCI, ha incontrato il governatore del Veneto Stefani per organizzare un vertice con il ministro Piantedosi e creare un protocollo per un Veneto più sicuro. Contiamo di farlo entro fine di gennaio, proprio perché l'obiettivo è quello di fare sinergia tra comuni e regione per mettere in campo una strategia coordinata e soprattutto che sia uniforme a livello territoriale per consentire di incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Più agenti e risorse alle forze di polizia, ma anche la presenza dell'esercito. Tra le altre cose, uno dei nostri obiettivi è quello di chiedere la permanenza e possibilmente anche l'incremento della presenza dei militari nelle nostre città. Nel frattempo l'appello a raccogliere firme e scendere in piazza, lanciato da Antonio Amatruda ai commercianti e alla società civile, ha acceso il dibattito con numerose attestazioni di solidarietà. Vediamo le firme che raccogliamo nel giro di qualche mese, 2 mesi, 3 mesi. La mia idea è almeno 10.000 firme e poi andare in piazza. Questa è un'idea. Adesso ho bisogno della collaborazione dei cittadini trevigiani e dei commercianti trevigiani.